Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con Linea Diretta. Rivoluzione nella sanità, questo è il titolo dell'odierna puntata dedicata appunto alla riforma della sanità veneta delineata dal nuovo piano socio-sanitario regionale. Lo ricorderete, la giunta regionale il 18 giugno scorso ha approvato le tanto attese schede di valutazione, schede di dotazione ospedaliere territoriale, che tra i punti cardine di questa riforma c'è anche il rafforzamento della sanità territoriale. Per capire meglio di che cosa si tratta abbiamo in studio due ospiti a cui do il benvenuto: a Ferruccio Balest, segretario dell'FNP CISL Veneto, buongiorno. Buongiorno a tutti. E a Marie Pallaro, segretario regionale invece della funzione pubblica CISL. Buongiorno. Allora, cerchiamo subito di fare il punto di questo piano socio-sanitario partendo dalle schede e dall'approvazione che c'è stata il 18 giugno scorso. Intanto è un po' lungo l'iter, cerchiamo di chiarire, di far capire quali saranno i tempi e cosa deve avvenire in vista di questa rivoluzione, come è stata definita anche dallo stesso governatore del Veneto, Luca Zaia, in materia di sanità. Sì, le schede sono un atto conseguente al piano sociosanitario che, come tutti ricordiamo, è stato approvato l'anno scorso. Siamo nella fase in cui dalla delibera regionale, quello che citava lei prima, siamo in discussione in quinta commissione. La quinta commissione è una commissione espressione del Consiglio che dovrà dare un parere obbligatorio ma non vincolante. Le eventuali osservazioni che usciranno dalla quinta commissione ritorneranno in giunta e poi ci sarà l'approvazione definitiva di questa delibera, che potrà rimanere così oppure prevedere eventuali modifiche accolte dalla quinta commissione. Questo è l'iter. Chiedo invece a Balest quali sono i principi e le novità di questo piano socio-sanitario che, ricordiamo, era atteso da tantissimi anni nella nostra regione. Si era atteso da molti anni ed è un'autentica rivoluzione che interessa soprattutto non solo ai pensionati naturalmente, ma soprattutto ai pensionati, perché noi puntiamo molto su una filiera di sistema che veda al centro la persona fragile, la persona che ha bisogno, indipendentemente che sia da Rovigo o da Belluno, a prescindere da dove si trova, deve avere una risposta immediata, la più coerente e la più accreditata possibile. Non è il termine esatto, ma non mi viene quello giusto. La più appropriata. La più appropriata, prego. Quindi deve essere appropriata e di conseguenza deve essere proprio specifica per le necessità sanitarie della persona curata. Sì, e su questo poi entrerà meglio la mia collega all'interno delle schede ospedaliere dell'ospedale. Quello che a noi interessa soprattutto è la filiera che va dall'ospedale al territorio, cioè quell'ospedale di prossimità o di comunità, come viene chiamato, e soprattutto il ruolo dei medici di medicina generale, i cosiddetti medici della mutua. Ecco, infatti tra i punti cardine di questa riforma c'è il rafforzamento della sanità territoriale, puntando su questi ospedali di comunità, ospedali più vicini al cittadino, se possiamo definirli, quindi privilegiando questo tipo rispetto agli acuti, ai malati acuti, ed è anche quello che cambierà per quanto riguarda la ridistribuzione dei posti letto, che è sostanzialmente un altro punto importante di queste schede. Che possiamo spiegare che cosa sono queste schede di dotazione che vengono date alle USL e alle aziende ospedaliere? Prego. Prego. Allora, le schede non sono altro che l'individuazione, sia per quanto riguarda l'ospedale come struttura fisica, sia per quanto riguarda il territorio, di quale specialità deve avere un singolo ospedale e poi di quanti posti letto per ogni singola specialità. Si chiamano appunto le schede ospedaliere. Allora, parlando in concreto, in queste schede ospedaliere noi troveremo per ogni ospedale quali specialità rimangono, quali non ci saranno più e quanti posti letto ci saranno per ogni ospedale. Oltre ai posti letto di ospedale noi avremo anche quali attività dovranno essere fatte nel territorio e quanti posti letto dovranno avere quelli che chiamavamo prima ospedale di comunità. Tutto l'impianto si regge in una filosofia che è quella che l'acuzie, il paziente acuto, sempre di più oggi ha bisogno di ricoveri sempre più brevi, e tutti noi, quando abbiamo una fase acuta, pensiamo a un intervento anche di una certa gravità, ci preoccupiamo di trovare la struttura che dia le maggiori garanzie anche in termini poi di qualità dell'intervento.
Per quanto riguarda invece il territorio, nel territorio noi ci troviamo tutte quelle patologie che sono croniche, per cui c'è una certa continuità nella vita delle persone, pensiamo alle persone anziane. Per cui ospedali sempre più ridotti in termini di posti letto, perché sempre più specializzati, sempre più sicuri nella cura delle patologie gravi, nelle patologie acute, un territorio sempre più di prossimità, sempre più attenti a quelli che sono i bisogni delle persone con cronicità, per cui anche vicino a casa, visto che stiamo parlando di persone che hanno una frequentazione anche continua con le strutture. E qui appunto interviene il medico, quello che lei ha detto il medico della mutua, ma sostanzialmente è il medico che adesso avrà una disponibilità 7 giorni su 7 e anche nelle ore serali. Questo per l'anziano, per la persona anziana, che benefici può avere, quali servizi potrà avere? Non solamente la persona anziana, soprattutto la persona anziana. Ecco, perché la persona anziana, non dimentichiamoci, se non ha questo filtro, questo punto di riferimento certo vicino a casa, sul territorio, che è suo di fiducia, dove va quando non lo trova? Al venerdì dopo pranzo, al sabato, la domenica, va al pronto soccorso. Certo. E intasa il pronto soccorso, salvo poi sentirsi dire: egregio signore, lei deve pagare il ticket perché il suo è un codice bianco. Come se io parto da casa che ho mal di pancia, debbo sapere se ho il triage bianco, rosso o verde. Questa è una incongruità della nostra sanità. Allora io ho bisogno di avere un punto di riferimento certo vicino a casa, con dei medici che si mettono assieme, che fanno medicina integrata. Medicina integrata vuol dire che c'è lo specialista, vuol dire che c'è la diagnostica di base, vuol dire che c'è l'infermiera. Fanno tutte quelle piccole cose che fanno al pronto soccorso, poi se c'è un'acuzia grave è evidente che vado dentro. Certo. Ma se io non ho quel tuo filtro, questo vuol dire non intasare più il pronto soccorso, dare una certezza, un punto di riferimento chiave vicino al territorio, soprattutto alla persona fragile, e quindi è evidente che lo snodo di questa filiera di continuità sta proprio nella rivoluzione, soprattutto nella maniera di concepire l'assistenza primaria di base. Allora, io intanto ricordo che ai telespettatori da casa che possono intervenire facendo domande ai nostri ospiti per avere dei chiarimenti, delle delucidazioni, e continuiamo su questo punto perché è molto importante il fatto che ci sia questo filtro e che quindi si venga indirizzati e ci sia già una scrematura in modo tale che gli acuti abbiano direttamente il posto in ospedale, mentre chi ha difficoltà nello spostamento sa che può contare comunque su delle strutture che ovviamente verranno individuate, anzi adesso poi lo spiegheremo, su delle strutture che vengono chiamati ospedali di prossimità. Allora l'ospedale di prossimità, o di comunità, ecco. L'ospedale di prossimità è un qualcosa di differente dalla medicina aggregata di base. L'ospedale di comunità è quell'ospedale che mi dà la sicurezza soprattutto sulle dimissioni protette. Io quando vado in ospedale, sempre più oggi anche con la tecnologia, si sta sempre meno in ospedale, per fortuna. E sì, anche perché l'ospedale ha un costo, certo, e si viene dimessi qualche volta anche in maniera, diciamo, frettolosa, dal mio punto di vista. E viene mandato con la busta al medico di casa. Questa è la trafila oggi, viene data la busta chiusa come al solito e la persona, il paziente, va dal medico, il quale poi deciderà cosa fare. Quando ci sono soprattutto degli interventi e delle patologie importanti, spesso non sempre il decorso è come lo vorremmo, e quindi avere questo filtro che mi dice: tu dall'ospedale vai in questo ospedale di prossimità e di comunità, chiamalo come vuoi, che è gestito dagli infermieri e dal medico di medicina generale che va a trovare i suoi pazienti, e poi vedi durante il decorso post-operatorio come va, se va bene vai a casa, oppure decidiamo di mandarlo in una struttura protetta, è il medico che decide, la commissione, oppure se hai qualche problema o qualche cosa che non è andato per il verso giusto, ritorni in ospedale. E quindi questo è un altro pezzo importante di questa rivoluzione, cioè dare la certezza che io quando dismetto una persona dall'ospedale
che può avere anche problemi di tipo familiare, ecco, ha questa continuità cosiddetta assistenziale, lo metto sotto osservazione e sotto tutela e una volta espletata questa fase lo mando dove deve andare. Torniamo ancora a parlare delle schede, perché non sono sempre così semplici da comprendere. Abbiamo anche la grafica, quindi io continuerei magari a fare il punto sulle schede di dotazione, approfondendo con Marie Pallaro le novità, la rivoluzione che hanno portato queste schede. Sì, credo che sia importante un primo elemento molto importante che vanno a definire le schede, ma che era già previsto nel piano, è quella cosiddetta gerarchizzazione delle ULSS. Cosa significa gerarchizzazione delle ULSS? Noi abbiamo nel Veneto mediamente 5 livelli di ULSS. Il livello più alto sono le aziende ospedaliere che noi abbiamo a Padova e Verona. Perché il livello più alto? Perché sono degli ospedali che, lavorando in stretto contatto con l'università, lì dentro noi abbiamo quelle che sono le specialità che vengono attivate per un bacino di utenza di cittadini che è mediamente di 2,5 milioni di cittadini. Ricordiamo che Padova e Verona diventeranno punto di riferimento. Punto di riferimento regionale proprio per quanto riguarda le altissime specialità, per cui avremo le aziende ospedaliere che saranno di altissimo livello regionale per quanto riguarda la specialità. Poi avremo, e sono centri hub. Poi avremo le ULSS provinciali, per cui esclusa Padova e Verona, perché ci sono queste di riferimento universitario, che sono tutti gli altri capoluoghi di provincia del Veneto, che sono di riferimento per l'alta specializzazione. Per cui noi in quelle strutture troveremo le sedie del 118, che poi andremo a spiegare l'importanza del 118, ma avremo anche l'alta specialità come può essere la neurochirurgia, la cardiochirurgia e interventi di questo tipo. Poi abbiamo gli ospedali di rete, che sono quelli non sede di capoluogo di provincia, ma di territorio, penso all'US 15, Cittadella Campo San Piero, piuttosto che Dolo Mirano, insomma queste strutture qui, che faranno la sanità di base più la media specializzazione. Poi abbiamo l'ospedale di comunità, come diceva prima Baleste, che ricordiamo è sempre una struttura gratuita, per cui non è a pagamento da parte dell'utente. Una sorta di struttura intermedia. È una struttura intermedia tra la domiciliarità e l'ospedale, sapendo che l'ospedale, un posto letto costa mediamente 500 euro al giorno, un ospedale di comunità dovrebbe costare all'incirca sui 100 euro, per cui avremo da questa parte di risparmi, potremo potenziare il numero di questi posti letto, ma poi con ulteriori risparmi e potenziare eventualmente l'ADI, la medicina domiciliare e tutte queste strutture. Poi ci sono invece ospedali che sono nodi di rete, per esempio lo IOV, che a Padova insomma, è molto riconosciuto, che fa delle attività specialistiche all'interno proprio di una rete, che è la rete oncologica nel caso specifico, che è un riferimento per tutta la regione. Dicevamo prima l'importanza del 118, perché il 118 dovrà essere configurato in maniera tale che ovunque un paziente, un cittadino, un anziano si trovi a aver bisogno, è il 118 che poi deve individuare qual è la struttura più idonea dove deve essere portato questo cittadino. Che è la prima informazione. È la prima informazione. Cosa per sta cui accadendo. È una preoccupazione dell'organizzazione di far arrivare le persone indipendentemente che siano a Belluno piuttosto che siano a Rovigo, ma devono andare nel posto, quello più idoneo per la cura di quel paziente. Ci deve stare il minor tempo possibile per fare quello che serve e poi deve trovare in prossimità di casa le altre eventuali cure che servono appunto per ritrovare un benessere psicofisico. Dicevamo che ovviamente l'iter che porterà a queste innovazioni, a questa riforma è ancora molto lungo e poi comunque gli ospedali, le USL si devono attivare entro il 2015, ma per quanto riguarda gli ospedali di comunità, queste strutture intermedie, bisogna individuarle nel territorio, devono avere delle caratteristiche, quindi come si fa anche a trovare che tipologia di struttura è necessaria? Si ha già un'idea, è stata data più o meno un'idea, ma adesso bisogna anche trovarle. La delibera che ha approvato le schede già individua quelli che possono essere i potenziali siti, chiamiamoli così, dove troveranno locazione gli ospedali di comunità. Questi possono essere o ospedali, strutture dismesse a seguito della riorganizzazione stessa, oppure all'interno dei distretti se serve, o anche all'interno delle strutture ospedaliere, oppure dentro i centri servizi o quelli che noi conosciamo come case di riposo o IPAB, quelle potrebbero essere le strutture.
I tempi, i direttori generali avranno 90 giorni di tempo dopo l'approvazione definitiva di questa delibera per fare un proprio piano. Il piano dovrà prevedere i tempi di riduzione dei posti letto ospedaliere e poi i tempi di attivazione dell'ospedale di comunità. Il tutto dovrà concludersi entro il 2015 perché questa riorganizzazione dovrebbe compiersi in maniera complessiva nel periodo, nel triennio 2013-2015. Poi tra le altre cose si discute anche di nuove strutture ospedaliere come il nuovo ospedale di Padova, di cui si attendono anche firme importanti che dovrebbero essere anche proprio nelle prossime ore un accordo tra i vari enti che stanno partecipando, quindi possiamo dire che nei prossimi anni la sanità veneta verrà completamente rivoluzionata, anche seguendo una sorta di modifica della società, delle necessità che la nostra società richiede, perché comunque bisogna fare i conti anche con un innalzamento dell'età delle persone che si rivolgono a queste strutture, alle strutture. Sì, l'allungamento della vita è uno dei problemi sulla quale molti sociologi studiosi si stanno applicando in questi periodi. E noi dobbiamo mettere in conto che vivremo sempre di più a lungo, ma bisogna vedere gli ultimi anni della propria vita che qualità hanno. E quindi bisogna essere anche pronti a dare una risposta in questo senso. Quindi sempre più cronicità e le acuzie credo rimangano quelle che sono. Quindi noi dobbiamo, credo, una sanità che guarda avanti, come ha sempre guardato il Veneto, soprattutto nell'integrazione sociosanitaria, deve essere pronta a questi bisogni. Allora, rispetto a questo, noi abbiamo ancora in itinere, voglio ricordarlo, una legge che non ha ancora trovato il suo sbocco, che è la riforma delle IPAB, che è uno dei punti essenziali da questo punto di vista. Allora i centri di servizio, voglio dire, debbono fare i centri di servizio, aprirsi al territorio, possono fare anche assistenza domiciliare integrata, eccetera, eccetera. Quindi un pezzo importante è anche questo, e possono anche adibire dei letti, come diceva prima la collega Marie, proprio per dare la possibilità di fare questi ospedali di comunità, che dove sono stati fatti, mi pare a Thiene, hanno dato un buon risultato. C'è un esempio, si può già trovare all'interno della nostra regione un esempio di ospedale di comunità, e spieghiamolo giusto per dare un'idea di questa struttura che dovrà entrare nell'immaginario comune della popolazione. Sì, serviva a quello che dicevamo prima, insomma, non è una novità l'idea, perché siamo partiti addirittura, mi ricordo, quei famosi un po' scimmiottando gli americani, country hospital, ecco, che sono poi diventati case della salute, poi sono diventate ospedali di comunità, dove gratuito si era i primi 30 giorni, poi si discuteva se si doveva dare un contributo, eccetera. Adesso questa fase ormai è compiuta, dove sono stati fatti questi ospedali di comunità hanno dato un buon risultato, quindi non vedo perché le buone pratiche non si debbano usare in tutta la Regione Veneto, e onore al merito a chi allora li ha pensati, e quindi noi dobbiamo andare su quella strada, ma volevo in ultima ritornare con la questione di medici in medicina generale, perché è un punto fondamentale. Allora noi dobbiamo arrivare in X tempo, il piano sociosanitario lo ha indicato, se si arriva prima meglio, ad aprire queste benedette strutture di medicina integrata 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Non sarà una cosa semplice, perché dobbiamo anche capire che ci sono dei professionisti che sono abituati ai loro ritmi, alle loro abitudini, e bisogna, come dire, entrare culturalmente in un altro ordine di idee e cambiare tutta quanta l'organizzazione del lavoro. Se non ricordo male, tra altre cose, Luca Zaia, quando ha presentato l'approvazione di queste schede di dotazione, aveva detto: devo anche ringraziare i medici che hanno dato la loro disponibilità a questo cambiamento, perché dando disponibilità 7 giorni su 7, 24 ore su 24, vuol dire è una modifica che interessa un gruppo consistente di professionisti. Sì, abbastanza consistente, e anche qua abbiamo dei buoni esempi, quindi bisogna, come dire,
dare atto della buona volontà, tant'è vero che mi ricordo una curiosità che così durante i lavori della strutturazione, dell'approfondimento sul piano sociosanitario, i medici di medicina generale, se non erro, sono sempre stati presenti in maniera massiccia. Vuol dire che l'ordine è entrato, scusate il termine, il gioco di parole, nell'ordine delle idee, che bisogna comunque modificare radicalmente la struttura che oggi, soprattutto nell'organizzazione del lavoro, si erano data, e questo gli va dato atto. Continuiamo, si parlava prima di questa struttura di Tiene, si può raccontare come opera, come lavora? Beh, adesso al di là della struttura di Tiene, quello che oggi le schede ospedaliere identificano come l'ospedale di comunità, perché poi insomma essendo strutture che devono nascere, per cui saranno anche adeguate a quelli che sono poi i cambiamenti che avverranno all'interno dell'ospedale, in teoria la forma che dovrebbero avere è quella di avere un'assistenza di personale, penso agli infermieri, penso al personale di assistenza ovviamente adeguato per le patologie che ci saranno dentro, e poi ci saranno i medici di base, appunto, che dovranno, ognuno per il proprio paziente, essere da riferimento per questa gestione, ma l'importante è il stretto contatto che poi ci deve essere fra il medico ospedaliero e il medico di medicina generale e l'infermiere che fa assistenza, perché Quindi è evidente le che due tipi di assistenza, l'assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale. certo, perché quel paziente che arriva dall'ospedale deve essere, per quello si chiama continuità assistenziale, cambia posto fisico ma deve rimanere all'interno di un percorso che dà continuità su quello che è la propria patologia, su quello che è proprio il decorso clinico. Io invito ancora, cioè, se volete fare delle telefonate per capire, perché è un tema molto delicato, riguarda tutti, e questa rivoluzione della sanità insomma coinvolge tutte le persone, perché proprio ci troveremo ad avere a che fare con questa continuità, possiamo definirla filiera dell'assistenza. Perché no? Di fatto è una filiera dell'assistenza che parte dalla fase acuta e arriva fino al proprio domicilio. Oppure, se vogliamo, parte da un novello rinnovato stile di vita, che vuol dire prevenzione, per poi arrivare al proprio medico di base all'interno di una struttura di medicina integrata, e poi, se là non trovo la risposta perché ho problemi gravi, vado in ospedale, poi vengo dimesso attraverso questo criterio, ospedale di comunità, e infine o vado al domicilio o mi dicono: guarda, tu devi andare in una struttura protetta, chiama la casa di riposo RSA, quello che vuoi, a seconda della propria condizione non solo fisica ma anche familiare. Quindi il giudizio complessivo di queste schede da parte della FNP è un giudizio completamente positivo, o ci sono dei consigli da dare, visto che comunque abbiamo detto l'iter è ancora lungo prima che si arrivi ad una approvazione, deve passare prima in quinta commissione, quindi è ancora lunga perché venga dato il via libera. Guardi, io ho solo una preoccupazione, che le cose non vengano stravolte in itinere, che vengano mantenute l'impianto così come sta e giace, perché la rivoluzione la si fa in tutti quanti, e soprattutto credo che come sindacato noi abbiamo un ruolo a livello regionale che è quello di portatori di interessi importante, credo, certo, e quindi saremo sempre presenti sui tavoli decisionali. Ma quello che più voglio dare un messaggio anche ai miei colleghi che sono sul territorio, lì loro svolgeranno un ruolo essenziale, perché è vero che i direttori generali hanno 90 giorni per fare le loro approfondimenti e valutazioni, ma come noi a livello regionale abbiamo un tavolo aperto con delibera che devono sentirci come organizzazioni sindacali a livello regionale, così a sua volta, a suo tempo, lo abbiamo stabilito anche a livello territoriale, ed è sul territorio che si gioca gran parte appunto dell'assistenza territoriale. Dove certo facciamo questi ospedali di comunità? Il più vicino e poi bisogna vedere ogni territorio come è fatto. Ecco, questo qua è essenziale, credo, come messaggio e anche come impegno nostro.
Giro la stessa domanda anche a Maria Pallaro per quanto riguarda la funzione pubblica. Allora, dobbiamo dire che, come diceva prima Ferruccio, noi abbiamo seguito fin dall'inizio, no? Prima il piano e poi adesso le schede. Devo dire che dovremo verificare poi territorio per territorio, stiamo ancora facendo degli approfondimenti, però in linea di massima possiamo dire che il nostro parere è positivo sull'impianto, ma poi l'impianto deve trasformarsi, no? da un documento di programmazione, da un atto amministrativo, a una consuetudine, a qualcosa di concreto sul territorio. Ed è importante che poi appunto sul territorio questo diventi prassi, diventi sistema, e questo lo si fa poi coinvolgendo le persone, perché un conto è spostare posti letto eccetera, però c'è un sistema di assistenza che cambia e bisogna rendere protagonisti poi le persone che fanno l'assistenza, che sono la controparte. Un esempio, negli ospedali di comunità piuttosto che le medicine di gruppo integrate un ruolo fondamentale lo avranno i sindaci, perché saranno le conferenze dei sindaci che andranno a individuare come, dove, in che modo dovranno essere costruiti, sistemati, predisposti gli ospedali di comunità. Ecco, ci vuole, credo, una presa in carico forte anche dalla parte della politica, perché a volte, devo dire che fa un po' male al sistema vedere che la politica un giorno dice una cosa, il giorno dopo ne dice un'altra, bisogna tagliare tutto, non bisogna tagliare niente, e poi magari fa le battaglie per tenere aperto l'ospedale sotto casa, che poi più volte è pericoloso più che di supporto al cittadino, perché ricordiamolo, chi deve fare un intervento magari anche di una certa complessità, l'importante è che questo intervento venga fatto dove se ne fanno tanti e vedono tanti pazienti, perché c'è bisogno di una manualità, c'è bisogno di esperienza, per cui non sempre avere l'ospedale sotto casa è sinonimo di buona sanità, anzi a volte può essere pericoloso, ma questo è un cambiamento culturale che noi dobbiamo fare tutti assieme, però sindacato certo, ma la politica. Assolutamente. A proposito, visto che lei ha citato i sindaci e che parlava di salvaguardare gli ospedali, c'è stata anche una protesta proprio a Piove di Sacco, dove c'è in provincia di Padova, dove c'è la sede di un ospedale che rientra in questa riforma, dove verrà... E proprio per salvare questo ospedale il neosindaco ha fatto un consiglio comunale straordinario, c'è stata una manifestazione della gente del paese che vuole salvare questo ospedale, però rientra un po' nella spiegazione che lei ha appena dato. Sì, nello specifico io non sono andata così in dettaglio perché stiamo ancora facendo delle valutazioni di carattere generale, però da quello che ho potuto rilevare io credo che per l'ospedale di Piove di Sacco fossero comunque state individuate, rimaneva pronto soccorso, rimaneva un ospedale dove venivano fatti in elezione una serie di interventi. In elezione vuol dire su programmazione, perché un'altra filosofia che sta dietro le schede ospedaliere è di distinguere quelli che sono gli ospedali o i presidi che vanno a comporre i singoli ospedali, qual è l'ospedale che segue l'emergenza e quello che invece fa attività su programmazione. È logico capire che un ospedale che lavora in emergenza deve avere sempre presente H24 sia le sale operatorie funzionanti, una risonanza magnetica, un TAC, perché comunque comporta una serie di... Io devo essere pronto ad aggredire il paziente che mi arriva, magari il politraumatizzato, cose di questo tipo. Per l'ospedale invece di Piove di Sacco, proprio per la contiguità che ha con l'ospedale di Padova, dove abbiamo strutture importanti, azienda ospedaliera più 16, veniva riconosciuta una vocazione più di lavoro su programmazione che non in emergenza, proprio perché noi dobbiamo... Ricordiamoci che all'interno di tutto questo sistema di riorganizzazione, al di là di riconoscere una migliore sanità, c'è un problema di risorse economiche, perché ricordiamoci che le varie finanziarie, ma soprattutto quella, la spending review dell'anno scorso, hanno ridotto di molto i finanziamenti. Noi eravamo abituati al Fondo Sanitario Nazionale che si incrementava anche di un 10% all'anno, 96, 97, anni 2000, a un fondo che oggi non solo rimane stabile, ma ha delle risorse in meno di quello che aveva gli anni precedenti, e se noi non manteniamo una sanità buona e ci riorganizziamo mantenendoci economicamente dentro questi parametri, rischiamo quello che poi è il commissariamento della sanità, che non è solo un problema politico perché l'assessore e i direttori generali vanno a casa, ma automaticamente scattano alcuni elementi che sono l'IRPEF per tutti, ai massimi livelli, come il ticket per tutti i massimi livelli. Ecco, questa è la cosa che noi dobbiamo evitare a tutti i costi, per cui mantenere una sanità di eccellenza come è quella del Veneto, rimanendo all'interno delle risorse che siano quelle che poi arrivano dal livello nazionale, sapendo che siamo dentro una crisi. Per cui ognuno di noi
la politica deve fare, deve guardare al di là di quello che è il proprio recinto e mantenere una sanità che sia coerente con quelli che sono anche questi elementi importanti. Allora, abbiamo gli ultimi minuti prima di salutarci, abbiamo toccato tutti i punti, c'è qualcosa un'ultima battuta da approfondire ancora che non è stato detto? Ma guardi, dal punto di vista dell'anziano, diciamo che sono quelli più esposti e fragili e quindi soprattutto negli ultimi anni della loro vita hanno bisogno di certezze e di serenità. E questa certezza e serenità la diamo se sanno che hanno un punto di riferimento certo, sanno che in qualsiasi luogo della Regione Veneto si trovino o hanno un infarto o hanno un ictus o hanno qualcosa di grave, sono subito, perché il tempo lì il tempo è fondamentale. è determinante, e una volta stabilizzato poi sanno che avranno un percorso dedicato che va dalla cuzie, va dalle dimissioni protette, eccetera, eccetera. Questo è essenziale, un messaggio essenziale che deve essere dato soprattutto alle persone, quelle che hanno più bisogno. Infatti ci spiegavano molti direttori sanitari, direttori generali sentiti la scorsa settimana, proprio alla luce di questa approvazione, fondamentale nei soccorsi, nelle cure, soprattutto per le malattie gravi o per gli attacchi di cuore, è la tempestività, i primi minuti, quindi se la cura è subito mirata e tempestiva, si ha anche maggiore possibilità poi di recupero e di guarigione, quindi questa è sostanzialmente anche la svolta. Forse. Sì, qui non ancora essere medici per capirlo, l'importante è proprio far capire queste questioni che sono per noi fondamentali. E poi speriamo che, come dire, la politica e il Consiglio regionale guardi un po' avanti in maniera globalmente territoriale la Regione Veneto e, come diceva prima giustamente la mia collega Marie, non guardi solo il proprio, come dire, orticello. Capisco il sindaco, capisco meno il consigliere e ancora meno l'assessore, se dovesse essere così. Però diamo una rassicurazione, insomma, ai cittadini veneti su questa rivoluzione della sanità, anche per quanto riguarda i posti letto. Quando magari si sente parlare ci sono 9 posti letto in meno per Padova, ce ne sono meno per Venezia, non sono posti, sono una ridistribuzione. Sì, allora bisogna anche su questo fare attenzione. L'importante è che ci siano, quando una persona ha bisogno, si trovi il posto letto. E si trova il posto letto nella struttura, perché non basta il posto letto, ci deve essere all'interno di questo posto letto, attorno a questo posto letto, tutta la struttura che fa sanità. Per cui togliere 9 posti letto, 10 posti letto è abbastanza riduttivo, anche perché nelle nostre strutture i posti letto sono occupati in media all'85%, per cui se noi andiamo anche a ridurre una parte di questi posti letto, comunque ce ne sono a disposizione. Io poi, l'altro pezzo, io rappresento poi i lavoratori, soprattutto i lavoratori del comparto che sono dentro la sanità, e che è l'altro pezzo importante, perché non si fa cambiamento se non si cambia con le persone. E quello che noi possiamo garantire ai cittadini è che prima di tutto sono i lavoratori che sono, gli operatori della sanità sono i primi a essere consapevoli che comunque è necessario un cambiamento, perché ce lo chiede le innovazioni tecnologiche che ci sono state, ce lo chiedono le patologie che ci sono, ma anche queste professioni che, ricordiamoci, oggi abbiamo 22 professioni laureate non mediche che oggi sono all'interno delle nostre strutture ospedaliere e che veramente possono assieme a questa riorganizzazione portare avanti quelli che sono e tener conto di quelli che sono i nuovi bisogni dei cittadini. Bene, allora io ringrazio i miei ospiti, Ferruccio Ballesta, segretario dell'FNP CISL Veneto, e Marie Pallaro, segretario invece dell'FP CISL. Grazie anche a voi di essere stati con noi, un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.